Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. La telenovela di Kvicha Kvaratskhelia e del suo rinnovo contrattuale con il Napoli continua a far discutere. Secondo l'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, il club azzurro ha già avanzato quella che ritiene la proposta massima, un'offerta di 6 milioni di euro all'anno, con la possibilità di discutere di bonus o addirittura di una clausola rescissoria. Tuttavia, la decisione finale è ora nelle mani dello stesso Kvara. Il presidente Aurelio De Laurentiis ritiene che il Napoli abbia raggiunto il suo limite e spetta al giocatore georgiano scegliere se firmare o meno questo nuovo contratto. Il dilemma, secondo Marchetti, nasce dal fatto che Kvara si aspettava un aumento di stipendio l'anno scorso, ma la società non ha agito in quel momento. Questo ha creato un disagio che persiste tuttora. Il giocatore, nonostante la sua importanza per la squadra, si trova in una posizione delicata in quanto, se non dovesse rinnovare entro giugno, il Napoli potrebbe essere costretto a venderlo per evitare che la sua situazione contrattuale si avvicini ad una finestra critica, in modo simile a quanto accaduto con Victor Osimhen. Ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi del Napoli. Cosa ne pensate di questa situazione? Kvara dovrebbe accettare l'offerta e continuare il suo percorso nel club? Oppure fa bene ad aspettare un'offerta più alta o addirittura a partire la prossima estate? Lasciate un commento e partecipate a questa discussione cruciale sul futuro di uno dei più grandi talenti della nostra squadra.